Oggi in studio abbiamo il presidente del neonato Network Casa Clima, l'architetto Paola Montagnier. Buongiorno dottoressa. Quest'anno è nato questo nuovo network. Quali sono stati i vari passaggi principali e come è andata questo primo trimestre? Il network è nato il 15 settembre, quindi sono passati 3 mesi giusti per fare un piccolo primo bilancio di come è andata e come non è andata. All'inizio siamo partiti entusiasti, ma senza sapere bene quali sarebbero state le difficoltà o meno, quindi un po' anche incoscienti da un certo punto di vista. Però questo entusiasmo ci ha spinto avanti, ci ha fatto superare quelle piccole difficoltà organizzative che sono accadute, insomma, nei primi momenti. E a ogni convegno ci siamo accorti che l'interesse aumentava da parte dei cittadini e non solo quindi dei partecipanti, da parte delle associazioni, da parte degli enti anche pubblici. Infatti siamo riusciti ad arrivare a quello che era un po' un obiettivo per noi, e cioè di interessare i comuni. Infatti uno dei nuovi partner che è entrato nel network Casa Clima è proprio il comune di Musile di Piave, giusto? Esatto, il comune di Musile di Piave che ha sposato il progetto Casa Clima firmando il manifesto per la sostenibilità e quindi aderendo all'associazione Network Casa Clima. E contestualmente, un po' anche a sorpresa, si è associato anche il comune di Torre di Mosto, che ha partecipato allo stesso convegno come ospite ma come firmatario e quindi aderente al network Casa Clima. La collaborazione con il neo entrante firma del comune di Musile di Piave com'è venuta concretamente? La vera e propria adesione è avvenuta con la firma del manifesto per la sostenibilità, che è un decalogo di 10 regole etiche che riguardano un po' il sole, quindi è il decalogo del sole si chiama appunto, e la firma è avvenuta in un convegno interessantissimo a cui ha partecipato il dottor Kramsteiner dell'agenzia Casa Clima, per spiegare anche, per far festa rispetto alla firma, ma anche per spiegare alla cittadinanza un po' nel dettaglio cos'è il progetto Casa Clima. E abbiamo visto che i comuni in realtà, se vengono sollecitati e se viene spiegato loro un po' com'è il progetto, sono molto interessati, tant'è che è proprio di questi giorni che il comune di Cavarzare ha telefonato a me personalmente chiedendo appunto di incontrarci, perché avrebbe già deciso, se non deliberato, in giunta di aderire anche al network Casa Clima. Presidente, per informazioni dove dobbiamo rivolgerci? C'è il sito internet dell'agenzia Casa Clima e poi c'è il sito internet del network Casa Clima di Venezia, e lì ci sono le informazioni sia per quanto riguarda le modalità di adesione al network, ma anche un po' le cose che succedono e poi le informazioni sui corsi futuri, insomma tutto il lavoro passato e futuro. Ringraziamo l'architetto presidente del nuovo network Casa Clima e noi ci rivediamo al prossimo convegno. Grazie.